Dopo la prima scossa, ospedali da campo, personale medico ed infermieristico ed ogni tipo di generi di prima necessità sono affluiti in poche ore da ogni regione d'Italia. Da Gemona a Venzone, la statale numero 13. Oltre 10 chilometri di strada fiancheggiati da macerie e tendopoli. Venzone, altra città storica medievale, monumento nazionale, patrimonio di tutta la cultura italiana. Il terremoto del 6 maggio aveva causato 47 morti e provocato crolli e danni paurosi. Dopo la prima scossa, nulla vi era stato demolito e l'accesso ne era stato vietato. Si pensava a come ricostruirla. Chi ha percorso in quei primi giorni le strade di questa città spettrale, chiusa entro la cerchia delle sue mura, porterà con sé per sempre il ricordo agghiacciante di quel terribile silenzio, di quell'angosciosa assenza di vita. I morti erano già sepolti, i vivi erano nelle tendopoli, le case non esistevano più. Dopo i primi giorni disperati ed affannosi, tra le macerie dei paesi distrutti, non si vedeva più nessuno. A Venzone neanche il poco rimasto in piedi dopo il primo terremoto ora esiste più. Le tremende scosse di settembre hanno cancellato ogni cosa. L'antica Venzone è scomparsa e con essa un lembo della storia del Friuli. Osoppo, altro celebre paese del Friuli, danneggiato drammaticamente. 102 i morti. Il centro storico, interessantissimo esempio di architettura spontanea friulana, quasi totalmente distrutto già con il terremoto del 6 maggio e definitivamente cancellato dalle ultime due scosse. Anche qui l'impressionante numero di edifici sventrati e crollati attesta la vastità del dramma e le poche modeste cose salvate dalle case scomparse una dolente testimonianza della difficile esistenza di questa gente, provata da miserie e sacrifici secolari e che si era affacciata da molto poco tempo ad un relativo benessere, per il quale aveva pagato un alto scotto con l'emigrazione dei suoi figli migliori. Vasti danni anche alla rete telefonica, ma il drammatico isolamento delle prime ore è stato interrotto molto rapidamente. Le cabine mobili della SIP sono arrivate subito ed ovunque. Sotto le macerie di municipi, preture e uffici, gli archivi sconvolti, i documenti sparsi al vento, un altro colpo inferto all'ordinato vivere civile, dalla gravità oggi ancora difficilmente valutabile. Anche ad Osoppo distrutti Duomo e campanile.
La triste visione delle tante chiese e monumenti andati perduti, alcuni dei quali di altissimo valore artistico, ci accompagnerà per tutta questa documentazione. Gravi ferite ha riportato anche la zona industriale di Rivoli-Osoppo, importante polo di sviluppo dell'economia friulana e che era riuscito, nel quadro di un generale potenziamento delle strutture produttive, ad arginare il doloroso fenomeno emigratorio della zona. Artegna. La prima e più amara visione è quella del castello distrutto. Era il punto di riferimento del paese e nel quale esso si identificava. Lo ha perduto, assieme a 32 morti. Il bilancio della distruzione è pesantissimo. Di un gran numero di case sono rimasti intatti solo gli antichi portali. Ne hanno numerato le pietre. Vogliono ricostruirli. Anche ad Artegna la stazione ferroviaria è scomparsa. Nei vagoni ferroviari messi a disposizione, i sinistrati avevano cercato nei primi giorni un precario rifugio. Vicino ad Artegna, Magnano in Riviera. Devastata anch'essa, mostra già i vuoti delle molte demolizioni. 38 i morti. Sui tetti lesionati delle poche case rimaste